Le immagini delle telecamere di videosorveglianza che inquadrano la superstrada sono già state acquisite e gli inquirenti sono al lavoro per visionare tutto il materiale disponibile, questione di giorni, se non addirittura di ore, per sapere la verità. Il cittadino iraniano, l'identità attende ancora una conferma ufficiale, trovato penzolare da una corda fissata al parapetto del guardrail, è arrivato con le sue gambe sul posto per prepararsi al gesto estremo o qualcuno lo ha portato là. Come detto, la risposta arriverà dalle immagini delle telecamere, mentre a breve verrà disposta l'autopsia sul cadavere che chiarirà le esatte cause del decesso. Le domande sono molteplici, dal perché scegliere proprio quel luogo per il suicidio alle modalità così laboriose per metterlo in atto. Perché legarsi mani e piedi, forse per scongiurare l'istinto di sopravvivenza? E poi quei fogli trovati addosso al cadavere, una diagnosi di sindrome ansiosa depressiva e la prescrizione medica della necessità di una visita psichiatrica. E se invece qualcuno avesse avuto parte alla morte dello straniero, magari inscenando un suicidio, se quei fogli non dovessero appartenere all'uomo deceduto, la procura, pur avendo comunicato che gli elementi raccolti sinora non indicano un omicidio, vuole vederci chiaro e non lasciare spazio a dubbi. Le indagini dei carabinieri proseguono sotto il coordinamento del magistrato Maddalena Chergia.